Ciao ragazzi, eccoci qua per una prima diretta streaming di questo gioco che si chiama Kingdom Come Deliverance, realizzato da questi sviluppatori dell'Est Europa, particolarmente aderente alla ricostruzione storica che è stata fatta del periodo. Questo ovviamente è un tentativo di ripresa in streaming perché non è diciamo, il formato a cui siete sicuramente più abituati, voi e io, però ovviamente questo è un primo approccio ovviamente a un video che andremo a fare magari utilizzando il gioco come pretesto per spiegare le tematiche storiche e archeologiche relative al Medioevo. Questo è il gioco, questa è la schermata di gioco, particolarmente ben fatta. Ci sono tutta una serie di rappresentazioni, diciamo, simil medievali. La mappa è enorme, è una cosa veramente incredibile se paragonata a giochi di qualche anno fa. Basti pensare, non lo so, a chi ha una certa età ricorderà sicuramente Ages of Empires e giochi di questo tipo, anche solo paragonato a un vecchio gioco della PlayStation, è incredibile la quantità di dati che sono riusciti a mettere. E questi sono i luoghi. In questo caso questo castello con un altro villaggio, assolutamente preciso nei dettagli e in tutta la serie di cose che si possono osservare. Ad esempio, adesso sta scendendo la notte, è capitato durante una precedente giocata che praticamente mi fermassero le guardie e mi chiedessero perché non avevo accesa una torcia per spostarmi di notte e quindi mi hanno chiesto dei soldi, una multa, insomma. E questo è assolutamente plausibile visto che nel Medioevo, insomma, aggirarsi dopo una certa ora fuori di casa non era certo la normalità nel Medioevo, ma anche in altri periodi storici. Cioè, chi si aggirava di casa dopo una certa ora sicuramente aveva qualcosa, o di losco, stava facendo qualcosa di losco, aveva qualcosa da nascondere. E, e quindi, ecco, vedi, sarebbe il caso di attivare quindi la torcia dall'inventario, eccola qui, dovrebbe averla, ecco qua. Cambia anche il modo con cui il personaggio può essere visto dagli altri, quindi ovviamente non può borseggiare in questo modo, è molto più visibile. E sicuramente il gioco ha tutta un'altra atmosfera, molto più immersivo. Eh, Notare che i personaggi hanno le torce per spostarsi oppure hanno le lampade. E ovviamente poi cambiano anche tutta una serie di cose, il villaggio ad esempio in cui adesso entreremo, gli abitanti vanno a dormire realmente, cioè non sono più in giro, guarda quest'altro personaggio con la lampada. Dicevo, i personaggi vanno realmente a dormire, chiudono le porte, quindi se volete entrare dentro una porta dovete scassinare l'abitazione. C'è un livello di realismo comunque veramente incredibile. Ho provato a cercare qua se ci fossero le caditoie dietro la porta, in realtà non ci sono, ed erano una cosa abbastanza comune, però poi tutto il resto dei dettagli, ad esempio guardate il contrappeso per tenere sollevata l'inferriata, cioè incredibile, dei dettagli incredibili. E anche gli abiti dei personaggi sono assolutamente
aderenti a quello che è la ricostruzione storica. Le donne non hanno i capelli al vento, questa è una cosa fondamentale nel Medioevo. Solo mi pare le donne non sposate, le giovani, potevano avere i capelli liberi. Giovani e non sposate, esatto, mi suggeriscono così dalla regia. E anche i soldati, vabbè, hanno quello che può essere definito un kit, diciamo di fine 300, più o meno, non particolarmente ricco, un miliziano, un soldato comune. Poi ci sono tutta una serie di cose, come sono realizzate le abitazioni, guardate il tetto non è fatto di tegole, ma è fatto di quello che in inglese si chiama, dovrebbe essere hatch roof, cioè questa specie di paglia messa in questo modo. Solo per PlayStation 4? No, in realtà è per PlayStation 4, io ce l'avevo sul PC, ma non gira. Il mio PC è, vabbè, un laptop con cui lavoro. E ovviamente non è impostato per il gaming, quindi fatica molto secondo me si stava proprio squagliando sotto la ventola. Quindi l'ho dovuto disinstallare e praticamente l'ho trovato in vendita per PlayStation 4 e l'ho preso. Più che altro mi piace distinguere tra la piattaforma che uso per giocare e la piattaforma che uso per lavorare, così non le mescolo e non mi ritrovo il computer con 120 GB di programmi di installazione di giochi. Quindi la cosa che però ho notato è che cala drasticamente la qualità. Ad esempio, c'era un personaggio prima che si capiva chiaramente come fosse meno dettagliato, poi magari è una cosa che succede solo ogni tanto, però sicuramente un PC con una scheda grafica di tutto il rispetto e altre impostazioni ad hoc, ecco, vedete il personaggio da lontano non aveva molti dettagli e a volte questa cosa rimane anche guardandolo da vicino. È uscito relativamente da poco, sì, dovrebbe essere, penso un paio d'anni. Per essere un gioco indipendente, esatto, ha come dire, una qualità di dettaglio della ricerca storica che c'è dietro. Adesso, ad esempio, guardiamo il carretto. Il carretto non è fatto solo in legno, a parte che la ruota è piena ed è giustissimo, ma ha i lati intrecciati, che è una cosa molto più veritiera rispetto al classico carro, non so, che si può vedere in una ricostruzione completamente fatto in legno. Per essere un gioco indipendente è maledettamente fatto bene. Consideriamo che ci sono giochi come, non so, Assassin's Creed, che dietro c'è la EA Games con milioni, forse anche di più, di euro, di dollari per la produzione, case, ad esempio qua c'è un trogolo e ci si può lavare. Cioè, e il personaggio effettivamente migliora nell'aspetto, cioè non è più sporco come prima. Dicevo, comunque ci sono case come la EA Games che hanno sedi a, non lo so, in Canada, a Los Angeles o non so dove altro, fanno giochi come Assassin's Creed che è comunque bellissimo, giocabilissimo, storia appassionante, almeno il 2, poi gli altri sono andati un po' calando. Tutto quello che vogliamo, però comunque la ricostruzione di Assassin's Creed è approssimativa, in alcuni casi fantasy. Cioè qua sono realmente fatti come, ad esempio, guardate il soldato, ha un gambeson, la pellegrina con i colori probabilmente del signore locale, gli stivali, cioè guardate il dettaglio degli stivali in pelle, incredibile, della cintura. Invece non lo so, apriamo un Assassin's Creed 2 e c'è Ezio Auditore vestito con della roba sicuramente molto, molto bella da vedere, ma di storico non ha nulla.
Anche i combattimenti sono molto ben curati. Ora purtroppo è notte, quindi come è giusto che sia, non c'è nessuno nella zona di addestramento, però praticamente hanno sviluppato questo sistema, diciamo, di combattimento basato sugli angoli di attacco. È un peccato non potervelo mostrare ora, in cui il personaggio effettivamente attacca, che ne so, con un mandrito destro, con un sottano roverso, insomma, è effettivamente curata da un punto di vista storico, non solo archeologico, ma anche marziale. Mi pare, cioè, ad esempio, guardate le case, le, le pietre cantone, cioè le pietre usate nell'angolo, effettivamente viene mostrata la pietra, ma solo negli angoli. Oh, buongiorno. Perché nel resto qua, in alcune case si vede, c'è un intreccio di vimini e di legno, come effettivamente veniva fatto per risparmiare. La pietra cantone è un tipo di pietra che veniva usato solo nell'angolo della casa, per dare la resistenza. Geograficamente è ambientato, dovrebbe essere nella Polonia o comunque nel Sacro Romano Impero. È in questa situazione geopolitica abbastanza complessa in cui praticamente no, in Boemia, quindi Boemia dovrebbe essere quella che attualmente è la Germania, non ricordo quale parte della Germania, però è praticamente in questa situazione in cui ci sono, dovrebbe essere Re Venceslao II, mi pare di ricordare. Perdonatemi, ma adesso non ricordo i nomi. È praticamente questa situazione in cui è morto il precedente re, sta subentrando il figlio e succede quella che è una sorta di intrigo politico in cui succede un casino in pratica e viene, sì, nel regno di Boemia. Ho cercato un attimo la mia compagna, è esattamente così. E quindi, vabbè, dicevo, in questa situazione geopolitica abbastanza complessa, questo personaggio è il figlio di un fabbro che praticamente Boemia in Repubblica Ceca. Ok, ok, ecco perché mi ricordavo. No, siccome io conoscevo un prete che veniva da un'altra località, sicuramente ho confuso quella località, però era in Germania se non sbagliavo. Comunque, ritornando al gioco, non mi ricordo più cosa stavo dicendo, però guardando la zona del fabbro, ad esempio, visto che è una cosa che conosco abbastanza bene avendolo ricostruito uno di questi mantici, è incredibile come sia accurato e preciso sotto certi aspetti. Ad esempio, il mantice non è soltanto una sacca che si gonfia e basta, ma c'è anche la parte di sotto, perché in mezzo praticamente la divisione tra i due mantici che permettono poi il flusso continuo. Se fosse stato un solo mantice ci sarebbe stata un'interruzione durante il flusso e praticamente il mantice viene caricato tirando giù la leva, che quindi sgonfia il mantice che sta sotto, nel mentre si gonfia il mantice che sta sopra e poi quando riscende, che riscende da solo grazie a un peso, il mantice di su si sgonfia e quello di giù si rigonfia e via dicendo. Comunque il gioco è incredibile. Purtroppo ho deciso un momento, vabbè, però si può fare una cosa, si può aspettare il tempo, un po' come succede in The Witcher quando c'è il personaggio che medita, e praticamente andiamo a saltare un po' questo periodo che la notte secondo me è stata studiata dai programmatori per rubare, scassinare, roba del genere, di certo non per passare il tempo a vagare senza far niente. Ok, ora dovrebbe aver finito.
dai, quanto ci metti? È un po' lento anche nei caricamenti. Ok, ora non ci serve più la torcia. E vediamo se riusciamo a far vedere la cosa che stavo dicendo del allenamento. Andiamo nel castello superiore. Andiamo verso la zona. Ah, poi sì, un'altra cosa interessante. Non può correre all'infinito il personaggio. Quando arriva a un certo punto tutto inizia a diventare sfocato, è come se proprio fosse stanco. Anche questa è un'altra cosa molto carina che hanno inserito. Cos'è questa storia? Sì, come se fosse la stamina, esatto, però negli altri giochi, che ne so, Metal Gear Solid, magari mettevano, non lo so, che vibrava la mira, quindi non stava fermo con la mira, oppure, non lo so, The Witcher semplicemente smette di correre. Qua proprio dà l'idea anche del cambiamento, e se ci fosse qualcuno in cui allenarsi, si capisce proprio anche mentre sta combattendo, ad esempio, diventa tutto più offuscato dall'ombra. Ed incide anche sulla percezione che poi ha il giocatore del combattimento, perché oltre che... Vediamo se questo si può aprire. Ok, qua è ancora chiuso. Eccolo là il personaggio, dovrebbe essere lui. Sì. Ok. Cerchiamo di allenarci con lui. Posso disturbare? No. Le musiche sono molto carine. Voglio vedere se il personaggio si avvicina all'arena in modo da poter attivare magari possibilità di allenarsi con lui. Sì. Le musiche sono molto carine. Direi... Ciao Mister Nessuno. Direi che però una cosa è una musica carina, una cosa è una musica coinvolgente. Credo che a volte in giochi e film non dico, però il 60% delle cose lo faccia la musica. È Kingdom Come Deliverance, un gioco assolutamente storico per quello che posso dire. No, purtroppo non fa da allenarsi, ma dicevo, secondo me il 60% dell'atmosfera la crea la musica. Infatti le musiche di The Witcher sono molto molto belle, o di Skyrim, o di Oblivion. Cioè a volte capita di guardare, non lo so, la schermata, mollarla solo per ascoltare le musiche, poi le attacco su YouTube o su Spotify. Quindi. Sì, è molto bello, è molto anche accurato nei dettagli. Dark Souls non li ho mai giocati, non so, cioè ho visto dei meme, no, proprio non fa ad allenarsi. Dark Souls non li ho mai giocati, ho solo visto in meme dove prendono in giro quando compare improvvisamente il boss. Insomma, a parte quello però non ho avuto modo. Mi piacerebbe giocarli, il problema è il tempo. Ovviamente se dedico il tempo a giocare lo sto sottraendo ad altro e ultimamente non ho molto tempo. Vediamo se si vede il riflesso nella pozzanghera. Wow, si vede il riflesso del sole nella pozzanghera, è incredibile. Sì, film, teatro, film insomma che secondo me hanno avuto un bel impatto, cioè dove la musica ha dato il meglio di sé, film come Il Signore degli Anelli, se non ci fosse stata la musica di Howard Shore non sarebbe stato
certo così bello. Dicevano di voler fare ai tempi proprio prima che iniziassero a girare che volevano usare le musiche dei Blind Guardian. Bah, cioè a me piacciono molto le musiche dei Blind Guardian, soprattutto quelle che hanno destinato al Signore degli Anelli, però cioè, non avrebbe reso allo stesso modo. Allora, vediamo di fare qualcosa di concreto. Facciamo una missione. Dovrebbe esserci qui un personaggio o da derubare, che non è proprio il massimo. Qua, questo l'ho messo io. Dovrei in teoria controllare il menu, anche se va così. Missioni, ok. Fermo. Missioni. Allora, ci sono le missioni principali e vabbè, questo è tacito. Addestrato per combattere. Fai rapporto allo balivo. Mettiamolo come obiettivo da fare. Demon Souls e Dark Souls 3. Grazie Fabri. Guarda, preferisco i consigli di questo tipo perché quando ero ragazzino sicuramente dedicavo più tempo ai giochi di quanto non lo faccio ora e spesso rimanevo molto deluso da certe robe che magari pensavo fossero promettenti, facevano delle porcherie. Sì, nell'ultimo decennio hanno raggiunto un livello di dettaglio incredibile. Cioè, se uno avesse immaginato, non lo so, 7-8 anni fa, come hai detto tu, di arrivare a questi livelli, probabilmente gli avrebbero dato del pazzo. Cioè, nessuno immaginò che quando giocava con la PlayStation, non so, negli anni 90 o quando era, forse no, con il Mega Drive negli anni 90, avesse mai potuto credere di fare, non lo so, una roba del genere. Bellino, bella trovata. Allora, mi dice che c'è qua l'obiettivo della missione, il balivo, quindi una sorta di referente, sta girando intorno. Un gioco strategico 2D molto bello. Interessante, magari cercherò. Forse dobbiamo salire le scale e magari al piano di su. Potrebbe essere. Forse l'ho anche già vista. Ok, quando compare questa cosa vuol dire che non devo farmi vedere dalle guardie. Ti trovi in un'area privata dalle guardie o da altri personaggi. Si può rubare, come Skyrim insegna. Niente di che. Vediamo. Total War. Tantissimo. Il 2 Rom Total War. Moltissimo. Medieval 2 moltissimo. Perché è così? Forse devo mangiare. Il Medieval 2 ci ho giocato anche da poco. Mi piacerebbe. Non dovrei farmi trovare qui probabilmente. Il 2 ci ho giocato anche da poco perché mi piacerebbe fare un filmato da mettere nel canale dove magari discutiamo di un po'. Perché è così? Ok, forse perché non dorme da molto tempo. Non dorme da molto tempo, quindi c'ha questi svenimenti. Possibile. Medieval 2 potrebbe essere lui, no, lui è il sarto. Allora, dov'è? Cavolo è questo personaggio da intervistare? Magari in una di queste camere. Total War. Rom 2 Total. Sta svenendo. Ok, il mio personaggio sta svenendo. Oi, che succede? Combattimento. Resa.
Anzi no, assolutamente. Ok, qua ci sono è un esempio di combattimento questo, cioè praticamente vabbè andrà male ragazzi. È armato di ascia, ok, ce ne sono due, tre, ne ho uno anche dietro la schiena, sta andando malissimo. Prova a arrenderti, no, non voglio arrendermi. Voglio far vedere un po' agli spettatori come va se si viene accoppati. Sei privo di sensi, partita conclusa, sei morto dissanguato. Sì, serve un computer potente comunque per giocare ai Total War. Il 2, ad esempio, stavo facendo un video e non è tanto il gioco che mi rallenta il computer, ma il programma che uso per catturare il gioco. Quindi sto cercando di capire le impostazioni per fare magari un filmato dignitoso, anche perché ci sono personaggi nuragici, cioè ci sono gli Yolei, gli Ilienses, chiamiamoli come li vogliamo chiamare, e siccome i programmatori presumo abbiano visto le mie ricostruzioni in internet e me le hanno copiate di sana pianta, senza chiedermi neanche grazie o non lo so, il permesso di farlo, ci sono sia le mie che quelle di un mio amico con cui abbiamo iniziato a fare ricostruzione nuragica. Mi piacerebbe fare un video almeno per far vedere insomma le mie ricostruzioni come sono in 3D. Ok, ritentiamo. La cosa utile della mappa è che ci si può spostare. Prima segniamo una missione. Missioni. Ladri incalliti, ok. Arratai c'è un lottatore. Torneo di Arratai. No, facciamo quello del balivo. Ok. E cerchiamo di raggiungerlo. Magari tramite la mappa. Con quella che in Skyrim è tipo lo spostamento automatico. Che praticamente ci si sposta da una parte all'altra della mappa, qua invece fa così, proprio letteralmente ci cammina. Prima run non proprio, prima run pubblica. Avevo fatto dei video che ho salvato con la memoria della PlayStation per il prologo. Questa diciamo è però allora è la prima streaming più che altro di questa giocata. Proviamo a farlo dormire perché sta proprio letteralmente svenendo. Credo che sono fedeli alla realtà. Allora, hanno cercato di tutto per rendere il combattimento il più verosimile possibile. Ci sono molte cose veritiere, però ok, dormi. E ora vediamo quanto dorme. E soprattutto se si ristabilisce un po'. Ok, non mi ha dato neanche la possibilità di scegliere quanto tempo dormire. Ah, ok, mi ha svegliato il padrone del letto dicendo che il suo letto è. Vabbè, non crederai di poter dormire nel letto di un altro, alzati o te ne farò pentire. Ok, sì, queste persone che ci sono i rifugiati di quello che succede nel prologo. Esatto, vabbè, giustamente. No, lui c'era il suo letto, però è nel posto in cui eravamo prima. Però sinceramente non ne ho voglia di passare la videogiocata cercando un letto. La giocabilità. Allora, prima, first things first, i combattimenti, poi parliamo della giocabilità. I combattimenti sono molto veritieri, hanno fatto, cioè, paragonati ad esempio a quelli di The Witcher, quelli di The Witcher sono fantasy. Questi sono molto veritieri. Il problema è che più un gioco, secondo me, diventa veritiero e attinente o aderente alla realtà, più diventa magari tedioso o frustrante giocarlo. Cioè a nessuno piace giocare la realtà. La realtà è
ha tutta una serie di problematiche che non sto qua a spiegarvi, cioè ad esempio prima ho sbagliato una cosa, sono morto. Ehm, Mi è successa anche la prima volta in Skyrim che non sapevo di non poter rubare di fronte ai personaggi o comunque non capivo quale fosse il segno per oggetti che venivano rubati e cioè non pensavo che prendendo una mela da un tavolo mi arrivassero addosso tutte le guardie di Skyrim e che soprattutto che non smettessero mai di cercarmi per aver rubato una mela. Qui più o meno lo stesso, cioè uno cerca di capire cosa può fare e cosa non può fare, però ad esempio sono morto già un paio di volte, li vedete i piedi ai lati della barra, sono morto perché sono caduto da 1 metro di altezza, si è ferito i piedi, non avevo bende, non sapevo da dove prenderle ed è morto dissanguato. Sicuramente aumenta il coinvolgimento, i ragionamenti che uno deve fare, eccetera, però è anche estremamente tedioso. Cioè, non penso che uno voglia giocare a un gioco in cui devi preoccuparti di avere le bende perché sennò muori dissanguato. Ovviamente è un gioco estremamente di nicchia questo, già questo va preso in considerazione. La giocabilità poi è inerente alla questione anche dei combattimenti. Le cose della serie sono si bruciano, certo, certo. Ovviamente è molto impostato, ad esempio, in alcune cose che ho fatto, quindi è chiaro che cioè, devo usare la torcia, ad esempio. Quest'altra cosa che mi stavo dimenticando. Eh, sì, giocabilità, poterlo rigiocare, beh, noi siamo abituati un po' ai giochi dell'era pre-online, quindi a volte giocavi interamente, che cavolo ne so, un Resident Evil solo per avere un costume diverso. Qua invece, sinceramente, non so ancora quanti segreti e quante di queste cose, cioè ormai ho capito che non ce n'è più di questa roba nei giochi, ma noi che magari siamo gamer un po' di vecchia data, no? Cioè, perché prima le cose te le guadagnavi rigiocando il gioco 5-12 volte, ormai ora si comprano. Vuoi la skin, non lo so, di un personaggio, te la compri online. E prima non si comprava niente. Sì, ad esempio, mo che mi ci avete fatto pensare, qua c'è questa cosa. Eccolo qua, nuova missione contenuto scaricabile. Sì, esatto, non abbiamo così tanti anni di differenza. Nuova missione contenuto scaricabile. Fossimo stati... Buonasera Mauro. Fossimo stati negli anni 90, boh, magari dovevo rigiocare l'intero gioco per avere questa missione giocabile. Siccome a me non piace pagare per giocare un gioco, infatti non gioco online, sappiatelo, l'unica volta in cui ho giocato a qualcosa di online, esatto, si devono sbloccare, è tutto a pagamento. L'unico gioco che avevo fatto online era Metal Gear Solid e Kingdom Come Deliverance, un gioco ambientato in periodo medievale, fine del 1300 più o meno, se non sbaglio. Metal Gear Solid, come si chiamava? 3, Snake Eater, che aveva l'online e che... Sì, 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 hai ragione, ma si capiva già dal prologo che comunque non potessi fare niente al di là della cittadina dove lui era confinato, cioè dovevo fare... L'ho giocato un paio di volte quel prologo, no, però guardate le armature, cavolo, che precisione sul bancone. Quel prologo l'ho giocato 2 o 3 volte per fare i filmati che sto montando e comunque non potevo fare scelte diverse ogni volta. Non lo so, Metal Gear Solid 5, giocato 2 anni fa sulla PlayStation 3, potevo fare... esatto, sì sì, hai ragione, il percorso è suo, quindi c'è una storia dietro. Però vedi, in Skyrim l'hanno fatto, che la storia c'è, però tu poi decidi cosa fare, in che momenti fare, se unirti a una gilda o no. Qua, come hai detto tu, è molto
story driven, cioè devi fare questo e boh, poi magari presumo che tu possa fare altro nel mentre però si può guardare dentro le finestre, incredibile. Sono d'accordo, sono d'accordissimo. Ad esempio ora io volevo parlare con sto balivo, dovrei aspettare un po' di tempo, che probabilmente di notte non ci puoi parlare. Ehm, ok, non so chi l'abbia fatto, ma a meno che non siano i programmatori stessi del gioco, che sì, ok, sì, l'avevo visto. E praticamente hanno chiesto a dei rievocatori. Eh, ma se non sbaglio anche il bundle per chi voleva sovvenzionare il gioco durante il crowdfunding aveva proprio una spada che io tra l'altro ho, non quella versione, ma che mi aveva fatto il fabbro, da cui loro si sono fatti servire, che è Covex Ars, che io conoscevo perché praticamente questo prete di mia conoscenza, che praticamente ci ha insegnato agli inizi degli anni della rievocazione storica un po' di cose, praticamente questo prete era originario, non mi ricordo ora, forse della Boemia o di non so dove, e lui conosceva la Covex Ars e ci aveva detto, ah, vi metto in contatto con questo negozio. Ho acquistato la mia prima spada da Covex Ars e tra l'altro anche col simbolo del giudicato d'Arborea che mi ero fatto fare proprio appositamente con tutta la nostra associazione di Cagliari. Eh, Padre Godwin, diciamo una sorta. E praticamente poi questi dalla Covex erano anche venuti a partecipare come mercanti a Sabatalla, avevano portato tutto il loro stand e lì avevo preso proprio o la seconda o la prima spada. Ed era stato molto interessante, richiesta amico ricevuta. Ok, cioè io ho ricevuto, sono assolutamente antico sotto questo aspetto, quindi non so che cosa voglia dire. No, vabbè, non avevo mai sentito le campane all'inizio del gioco. Figata. Togliamo come si chiama? La torcia. Ok, accetterò la richiesta di amicizia, se funziona così. Non credo. Era Sabattalla comunque la facevano ogni 2 anni e forse abbiamo saltato l'altro anno per colpa del coronavirus. Quindi se anche la dovessero fare, in teoria non sarebbe da fare quest'anno. Peccato. Vabbè, io non ho partecipato all'ultima perché ero a Ferrara. Avevo seguito la diretta nella televisione che tra l'altro sì, mi avvisano dalla regia che è notte io sto urlando. Ok, mi mandano via dall'appartamento. Anush è in chiesa, metà del tempo è nella cappella. Il sarto è sempre a fare la passeggiata. L'ultima che ho visto è stata nel 2019. Ok, allora dovrebbe essere quest'anno allora, ma io dubito che la facciano, per questioni che tutti conosciamo. Praticamente tutti quelli che fanno rievocazione storica sono fermi e disperati da ormai un anno, io incluso. Anush penso che sia il Barivo, grazie della dritta. Qua mi segna che qui, boh, non lo so. Cosa stavo dicendo? Purtroppo mi dimentico le cose, ho la memoria di un pesce rosso, anche se sembra che in realtà i pesci hanno più memoria di quello che sembra voler dire, magari al piano di sopra. Boh. Dentro al cortile, secondo piano a sinistra. Fantastico, la mia guida personale. Fenomenale, grazie mille. Di solito, ok. Non so se ricordate quanto fosse tragico negli anni 90 fare i giochi senza internet, senza niente per controllare.
era una tragedia. Io mi ricordo di aver giocato mentalmente un gioco, mi ero comprato prima Metal Gear Solid, avevo comprato la guida in quelle riviste che vendevano vabbè, al supermercato o in edicola. Qua dice che bisogna usare il grimaldello, ma a me non conviene usare il grimaldello. Avevo praticamente letto tutta la guida, so che è una cosa che non si fa, però vabbè, ero un ragazzino, quindi figuratevi. Praticamente era come se il gioco l'avessi giocato mentalmente. Dove eri prima? Ah, quindi devo scassinare la porta in pratica. E poi l'avevo giocato di persona. Non possiedo il grimaldelli. La porta che ho visto è il sarto. Sono tutte chiuse però. No, non si può entrare. Qui è chiuso, non ho grimaldelli. Dovrò recuperare dei grimaldelli a questo punto. Però non lo segna qua dentro e non ho grimaldelli. Comunque dicevo, avevo giocato Metal Gear Solid praticamente, sapevo già tutta la storia, prima ancora di giocarlo. Però è stata una bella esperienza. Ah ok, su per le scale qui. Qui non ci sono scale. Sì, scusa, io vado avanti e indietro come uno scemo. Anche qui ci sono delle scale però. Proviamo qua. Magari ho sbagliato dove sei qui. Ok. Ah, finalmente. Gesù. Sì, sono sicuramente rallentati i messaggi, forse è fatta apposta. Ok, ci siamo forse, perché lo segna tipo qui di fronte. Allora, praticamente la live l'ho messa qui su YouTube perché, insomma, gioco Forza, ci sono più iscritti su YouTube, però ho attivato anche il canale Twitch, che mi sa che è Sardinian Lex, o qualcosa del genere. Perché comunque gli streaming e il canale lo voglio usare in generale per le cose. Eccolo qua, sarà lui. Ci stiamo ammazzando entrambi. Quindi cercatemi su Twitch se vi interessa, oppure non lo so, continuo a fare gli streaming su YouTube. Ma fermati. Fermati! Good health to you. Oh. Allora, offri il tuo e puoi insegnarmi a leggere. Questo presumo si I want to parli. learn to read. Who should I go and see? There's a retired scribe in Uzhitz. He could teach. Va volando. Ok. Riguardo. Grazie, mi fa piacere. Fa piacere, così magari non inquino il canale So YouTube you're the che young man Sir Radzig appointed. è Yes. più una cosa, diciamo, di Very video well. Sir serie, no? Radzig Tra asked me to virgolette, non test che you a questo non little, sia serio, and as perché it happens, comunque you've come at the right time. le tematiche We've di a cui few parliamo disputes to sono settle. sempre It seems some of your former abbastanza neighbors have been acting non quite proprio da nerd. inappropriately. Diciamo I che was hoping non having one of their sono, own on the town non watch passiamo il might help tempo sort things dicendo out. cazzate, ecco. Bah, non ho ascoltato niente di quello You che ha can detto, count on potete me, contare Barry. su di me. You're certainly bold. I like that. Sì, dovrò Have you been to see rileggermi Captain le missioni Bernard? perché non ci ho capito niente. Buff, I have. vediamo questo. He trained me, and then Sir Hans Capon challenged me to a Sì, duel. dicevo, e quindi I usiamo il see. canale Twitch Sir per Hans fare queste Capon likes to dirette. measure his strength against Quindi others. Kingdom But be Come, careful, Henry. probabilmente Noblemen The are quick to anger, Witcher, and you don't need that kind of trouble. la guardia Well, con anyway, you're going to ok. assist my town guard. Ah, Come to the infatti. church in the afternoon. Tutti lo Yaroslav the chiamano watchman, Signore, poi per la città Nightingale ti they call insegnerà him, come si will wait for you Ok, there. ok. He'll show you around the town and teach you a little Grazie about delle keeping the infos. peace.
And you need to stop by the armory to pick up some Ah, gear. ho il corazzaio, Yes, ok, Master. così finalmente ci vestiamo in maniera dignitosa e inizio anche a girare un po' da solo per la mappa perché avevo il timore che qualcuno mi facesse secco. Ci sono novità da queste parti? Master Bailiff, is there anything of Ok. interest going on here? Nothing of interest to me, Sì, thank Christ. sì, ho giocato al primo, bellissimo, un po' ripetitivo, e al tempo dicevano che non sarebbe piaciuto. Mentre i giochi. Ah, come si risale? Sì, le memory card. Aspetta che prendo il cellulare perché non sono riuscito a leggere il tuo commento. Scusatemi un attimo, ragazzi. Eccolo qua. Mi autoguardo. Ok, ma infatti è molto interessante sentire parlare di storia mentre i giochi facendo notare la storicità delle cose. Sono le persone che lo fanno con i videogiochi. Beh, in effetti quelli che ho visto non è che parlano poi di quello che succede, cioè passano il tempo a dire tutt'altro, anche io seguo comunque canali in Master inglese Bailiff, come is there anything of interest going on here? Scallagrim o Nothing of interest to Matiston, me, thank molto Christ. interessanti entrambi da seguire. Però Matiston, ad esempio, che io sono andato anche a fare degli allenamenti da Matiston quando ero in Inghilterra, vabbè, non c'è niente da God dire. be with you. Lui è molto molto esperto, è stato tra l'altro uno dei primi del circuito delle arti marziali storiche europee a interessarsi a certe cose. E lui ad esempio gioca solo. Sì, me ne sono accorto morendo molte volte, a parte in questi casi in cui si salva da solo. Magari avevo fatto un sacco di roba e dovevo rifarla perché sono morto stupidamente. Comunque, dicevo, Mattiston ad esempio gioca solo a. Come si chiama quel gioco? Warband dovrebbe essere. Scallagrim è questo tizio, penso tedesco norvegese, non so di dove, che praticamente si è trasferito in Canada da ragazzo con la compagna, la ragazza, e praticamente è quasi considerabile canadese e parla Mountain Blade, esatto, ecco qual era, Warband. Però lui gioca tipo, essendo un appassionato di periodo napoleonico, gioca alle mod relative a quel periodo. E lui gioca solo a quello. Mountain Blade poi è tipo una versione stravecchia, quella che usa lui, quindi, cioè, insomma. Però è uno dei pochi che veramente ne capiscono, quindi sono abbastanza rari. Le giocate che fa Scallagrim a volte sono noiose. Di lavarti ai cattivi. Sì, l'ho fatto un paio di volte, ma non ho capito il senso, cioè a parte che influenza poi i discorsi e i dialoghi se sono sporco come un selvaggio. L'altra cosa che dovrei fare è farlo dormire, ma non so dove farlo dormire. Comunque dicevo, Scallagrim a volte fa delle giocate che non è che dice cose, cioè sì, dice cose ma cazzeggiano, dicono stupidaggini, eccetera, eccetera. Io preferirei fare delle giocate in cui magari parlo delle cose che conosco applicate al gioco. Siamo fuori città, a nord-est. A nord-est. Dovrebbe essere qui? Nord-est? Beh, per forza. Sì, ci sta. Ci sta. Ok, allora non fa temporeggiare. Beh, sì, perché mi aveva detto di andare non so dove a una certa ora. Opzionale, nella stanza inferiore dell'armeria, unisciti alla ronda. Infatti tra le 11 e le 19, grazie per avermelo ricordato. Ok, quindi unisciti alla ronda con l'usignolo. Io vorrei recuperare l'equipaggiamento, quindi recuperiamo l'equipaggiamento, tanto per iniziare. Se me lo segna su questa specie di radar burdo.
Fabbri, ci hai beccato perché praticamente io stavo collaborando con dei ragazzi, stavano facendo un gioco ambientato in epoca nuragica, doveva essere una cosa per PC, però non sono arrivati i fondi e non ne hanno fatto niente. Avevo fatto anche un'intervista alla radio dove mi avevano chiamato come consulente di appoggio, diciamo. Era un misto tra RPG e gioco un po' come potrebbe essere, un po' tipo Skyrim o come Oblivion, però non è andata avanti. Purtroppo moltissimi di questi progetti che vengono iniziati con le migliori intenzioni poi non sempre vanno. Sì. Sto urlando, quindi devo un po' abbassare la voce. Magari mi avvicino al microfono. Ok, avviciniamoci il microfono. Sì. Adesso finiamo qui e poi vado a coricarmi anch'io che devo fare cose domani. Esatto. E lì in fogo. E più che altro anche una diretta con 6 persone, insomma, non pensavo che potesse interessare a qualcuno. Quindi, sono contento che mi stiate tenendo compagnia. E dicevo, molti di questi progetti iniziano con le migliori intenzioni, però poi non vanno avanti. Molto spesso siamo stati contattati anche per fare dei prodotti cinematografici. Henry. E comunque la cosa non è andata avanti. Sir Radzig Kobyla? Ok. Non è andata avanti per mancanza di soldi o perché comunque non siamo stati contattati nel modo corretto. That's all. Certo, cos'altro pretendevi? Elmo, gambe e I basta. mean equipment. It's quite enough for patrolling the town. You're there to stop trouble, not start it. Punto. Ok, quindi completato. Va bene. Diciamo che se non salva da solo, salvo io. Vi finisco di dire questa cosa e poi ci rivediamo magari un altro giorno. Magari segniamo un giorno per le giocate in streaming. Ci rivediamo sicuramente su Twitch, più o meno a quest'ora. Anzi, più o meno alle 11:30, facciamo così. E comunque dicevo, spesso non vanno avanti questi progetti perché, non lo so, più svariati motivi. Pensate che per fare filmati, documentari, prodotti tipo trailer, fake trailer, cose di questo tipo, mi hanno contattato nell'arco di un decennio, non direi tanto, ma almeno una ventina di persone. E alcuni filmati li vedete sul canale YouTube, altri sono collage di più filmati magari non andati avanti. Però, insomma, adesso stiamo lavorando su 2 di questi progetti ambientati per il periodo nuragico, proprio filmati. Quindi rimanete in collegamento che magari nelle prossime settimane potrò dirvi di più. Ovviamente devo anche tenere un po' il riservo professionale, non posso dire altro. Però sappiate che c'è della roba in ballo e quindi speriamo bene. Speriamo anche di poter mettere roba sul canale per fare pubblicità a questi stessi progetti. E niente, non so se ha salvato, non sono stato attento, nel caso salvo io di nuovo. Sacrifichiamo una grappa. No? Là, forse si deve alzare. Ok, sì. Quindi. Ah, porca miseria. Ok, vedi. Un'altra cosa che ho appena imparato come salvare risparmiando una delle bottigliette di liquore. Comunque ragazzi, è stato un piacere avervi come compagnia. Domani si lavora, quindi
Scusate se vi saluto. E niente, buona serata, ci rivediamo forse domani sera alle 11:30. Ma figuratevi, grazie a voi di avermi fatto compagnia. Buonanotte ragazzi, buon sonno a voi. Ciao ragazzi, ciao ciao. Salve, tornami. Sì. Live.